Buongiorno a tutti e benvenuti alla 16ª puntata del nostro tutorial sull'Austria. Oggi è una puntata davvero speciale perché ho qui ospite la dottoressa Paola Strozzi, console onoraria della Repubblica d'Italia in Carinzia, oltre che commercialista e revisore contabile con studio a Klagenfurt. Cara Paola, molte grazie per essere qui oggi e per dare a tutti gli ascoltatori la possibilità di apprendere interessanti informazioni sul prestigioso consolato di cui sei a capo. Vorrei subito iniziare rivolgendoti la domanda relativa a quando è avvenuta l'apertura del tuo consolato. Cara Enrica, grazie per l'invito nel tuo studio. Rispondo volentieri alla tua domanda che può interessare molti italiani che vivono in Carinzia oppure che hanno a che fare con questa splendida regione. Il consolato onorario italiano è stato riaperto all'inizio di settembre del corrente anno, dopo che era rimasto chiuso per circa un anno. Paola, quali sono esattamente le tue funzioni all'interno del consolato? Il consolato funge in primis da intermediario tra i cittadini italiani residenti in Carinzia ed il consolato generale, ovvero l'ambasciata con sede a Vienna. Io, in qualità di console, inoltre intrattengo i contatti con gli enti governativi della regione della Carinzia e con il sindaco di Klagenfurt e cerchiamo insieme di intensificare i contatti tra Austria ed Italia, specialmente tra Carinzia e Friuli. Ottimo, cara Paola. Potresti dare agli ascoltatori anche un'informazione davvero molto pratica relativa all'indirizzo in cui si trovano gli uffici consolari e agli orari di apertura del tuo consolato? Certo Enrica, il consolato è aperto dal martedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 9 alle ore 11. La sede consolare si trova in St. Vettering 1A a Klagenfurt. Ottimo. Cara Paola, quanti sono gli italiani residenti in Carinzia? Sono circa 3.900, siamo quindi al terzo posto in Austria dopo Vienna ed Innsbruck. Caspita, questo è un dato davvero molto interessante. Da ultimo vorrei chiederti se nella tua veste consolare stai organizzando qualche interessante evento, mondano, per supportare lo scambio culturale Italia-Austria. Certo Enrica, sono molto attiva al riguardo. Per il prossimo anno abbiamo presentato 2 manifestazioni da organizzare in Carinzia per promuovere l'arte, la musica e la cucina italiana. Sono manifestazioni che vengono finanziate dal Ministero italiano. Nello specifico si tratta di una mostra con degustazione enogastronomica ed un concerto di un cantautore italiano. Inoltre, come tu saprai, ci sarà la festa del 2 giugno, evento molto gradito dai cittadini italiani in Carinzia. Ottimo, cara Paola, spero che mi inviterai a tutti questi stimolanti eventi. Ma certamente, Enrica. Grazie. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un commento e condividetelo con altre persone che avessero interesse al riguardo. Non perdetevi la prossima puntata in cui parleremo dei mercatini di Natale e di come gli italiani possono parteciparvi come venditori. Tanti cari saluti a tutti! Cari saluti a tutti!